abbiamo anche una tradizione di organizzazioni strutturate. Siamo stati bravi da sempre a fare rete. All'inizio erano 15 agricoltori, con il discorso della rete sono 250. La rete si può fare e in Sardegna esiste la possibilità di farli in tanti altri settori, non soltanto nell'ambito culturale. Il problema per loro è stato uno, e cioè il fatto che quei cittadini erano consapevoli, quei cittadini erano 2 anni che studiavano. Dovremmo avere il coraggio di ritornare di nuovo a casa per trovare le radici di una nuova e moderna prosperità. La nostra casa è il posto comune a tutti noi, ma anche un luogo dello spirito che altri non hanno più. Come vorrebbe la Sardegna del futuro? Il 41% dei sardi, 41% dei sardi risponde di volere una Sardegna indipendente. È così. È proprio così. Ánimo en vuestras elecciones, ánimo en vuestro proceso. Somos pueblos que estamos unidos por lo que nos separa, es decir, por nuestras lenguas distintas, eso es lo que nos une. Dobbiamo cominciare col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso ci sorprenderemo a fare l'impossibile. Io credo nella possibilità di realizzare l'impossibile e voglio contribuire a creare una Sardegna possibile. Basta volerlo. Cos'è questo corpo fisico, materiale, che è l'essere isola? Percorrerlo questo territorio col piede e col passo, abitarlo e osservarlo e amarlo. E anche grazie a voi se questa sera io posso dire che accetto la candidatura a presidente. Il mio sì nasce dal sostegno forte di Franco, di Romina, di Bacchisio e di tante altre persone che sono e saranno importanti in questa decisione e hanno avuto un peso determinante, però, soprattutto le persone che ho incontrato in questi mesi e che mi hanno regalato le loro preziose storie. Erano storie normali, storie che raccontano una Sardegna vera e possibile. Permettetemi di ricordarle. Giovanni e Michelina Bosia, Daniela Ducato e Vittorio Antonello De Logo, Chiara Secchi, Martina Fanni, Fisio Rosso, Paolo Mele, Daniele Cossu e Maria Rosaria Usai. Ho ascoltato i loro problemi e le loro soluzioni le ho trovate meravigliose, piene di creatività e passione per il proprio lavoro e per la propria terra, anche nelle difficoltà. Estempusu posa Sardigna, dendi bogaia forasa d'ogna brenda, ed esivai bella commenti mai estistettia. È con questa visione in mano, che è l'orizzonte di noi tutti, non solo il mio, che io vi chiedo di impegnarvi, dando la vostra disponibilità perché questo progetto raggiunga tutti i sardi e faccia desiderare loro un modo diverso di essere Sardegna. Costruiamola insieme questa Sardegna possibile.